Dal Friul commentiamo l'esclusione del movimento dalle recenti consultazioni regionali per quanto riguarda appunto il futuro del movimento. Sì, buonasera Alessio. 25 marzo, domenica, una delegazione di Aquila dal Friuli si è recata presso l'ufficio elettorale regionale per depositare i documenti per essere, diciamo così, ammessi come candidati alle prossime elezioni regionali del 29 di aprile. Documenti naturalmente accolti, convalidati, se non che la commissione che si è riunita 2 giorni dopo, quindi martedì 27, vagliando la nostra documentazione, ha riscontrato che il movimento Aquila dal Friuli ha raccolto meno sottoscrizioni di quelle previste per legge, una legge del 2007, decretando così l'esclusione del nostro movimento dalla corsa alle elezioni regionali. Noi abbiamo fortemente voluto depositare i nostri documenti domenica 25 per 2 semplici motivi. Il primo perché il nostro è l'unico partito autonomista e friulanista presente oggi in regione, quindi anche nel rispetto di quello che è l'elettorato che in noi avrebbe trovato un punto di riferimento. E poi anche perché Aquile vuole conservare quella che è la sua reputazione, cioè di movimento che mantiene la parola data. Noi è da mesi che stiamo dicendo che ci saremmo presentati a queste elezioni regionali. Noi abbiamo comunque vinto, ci stiamo ad aver comunque vinto perché il nostro movimento, che esiste da 5 mesi, e in 5 mesi abbiamo saputo imbastire un intero movimento con un direttivo, una presidenza, dei sostenitori. Abbiamo trovato delle validissime persone da inserire come candidati sia alla presidenza che come candidati consiglieri. Abbiamo preparato e messo a punto il nostro programma, abbiamo interagito con altre forze politiche, comunicato con carta stampata e televisione. Se in 5 mesi Aquila riesce a fare questo, voi pensate a quello che potrebbe fare nei prossimi anni. Noi abbiamo vinto e per questo devo ringraziare molte persone, intanto lo staff di Aquila dal Friuli per il lavoro che ha portato avanti, veramente incessante. Apro una parentesi anche ringraziando tutti quegli esponenti di altre forze politiche che, saputo dell'esclusione, ci hanno inviato messaggi di stima e di rispetto, ma soprattutto grazie a tutte quelle decine, centinaia, io ho perso direttamente il conto, di persone che, saputo dell'esclusione, ci hanno inviato messaggi di stima, vicinanza, affetto e incoraggiamento. E proprio a queste persone che io dico, a nome anche di tutto il movimento, che il nostro lavoro non finisce qui, anzi continua ancora più forte per prepararci ai prossimi appuntamenti elettorali, sia le regionali, insomma, entro i prossimi 5 anni, ma già dalle prossime amministrative comunali nel prossimo anno, laddove si andrà a votare, per i comuni in cui si andrà a votare. Quindi io ringrazio veramente tutti. Bene, grazie a Michele Tomasella di Aquile dal Friuli. Ed ora andiamo